uguale. Mazza Mauriella. Mazza Mauriella? Mazza Mauriella. Mazza Mauriella. Oh, è cosa ormai d'altri tempi. Si è ritirato vita privata nei nostri ricordi. La madre che gli diede vita, invece, l'esasperata necessità umana, non accenna a lasciarci, a divenire un ricordo. È ancora tra noi. Sì. Ed ora? Ed ora, come se non bastasse, ci ha lasciati in balia della nostra emancipazione, che ha smarrito la semplicità vita del progresso tecnologico, che ha resettato la fantasia, impossessandosi di noi, entrando in noi come una droga che ci consuma, dalla quale non riusciamo a fare a meno. E soggiogati da questa droga, da questa anestesia che ha il colore del nulla, abbiamo commesso il delitto più grande. Abbiamo ucciso la capacità di sognare ad occhi aperti, Di astrarci, di volare sulle ali di una fiaba, narrata a fil di voce. Ci rimane labile ed incerto il ricordo che reca in sé la magia della semplicità. Forse non sarà questa magia ad annullare come in un prodigio le precarietà dei nostri giorni, le drammatiche necessità umane. Ma cerchiamo di intravedere in quei ricordi sempre più lontani e confusi, che dalla nostra anima evaporano verso il nulla, quel qualcosa di indistinto per noi ora. ma che era cristallino agli occhi dei nostri avi. La solidarietà!
eccoci qua. Facciamo che lo tengo in mano questo qua. Prima di passare alla seconda parte dello spettacolo, che prevede un momento anche di riscoperta gastronomica, no? Di quelle che sono le nostre tradizioni, la tradizione della nostra terra nell'altra parte del cortile, volevo ringraziare tutti quanti quelli hanno collaborato per la realizzazione di questa serata. Volevo ringraziare a nome dell'associazione il Comune di Marcianise, Don Vincenzo Schiavone, il parroco dell'Annunziata, padrone di casa, insieme con Don Peppino Merola, Padre Michele del convento dei Francescani di San Pasquale, i volontari, i protagonisti, le ballerine, Massimiliano il musicista, i tecnici, gli amici, ovviamente tutti quanti voi che siete qui questa serata, e poi gli sponsor che hanno contribuito anche alla realizzazione di questo appuntamento. E poi permettetemi di chiedervi un applauso per i soci organizzatori di movimenti: Pino, Marco Tirino, Marco Figliola, Mino, Mario Allegretta, Marcello, Rossella. Vado un po' a mente, spero di non dimenticare nessuno. C'è Alberto, c'è Mimmo, Francesco, Claudio e tutti quanti, Cornelio, Mimmo, l'ho detto, Francesco, Giusi, tutti quanti i nostri ballerini, Massimiliano l'abbiamo già detto, tutti quanti. Io spero veramente, sono andata a braccio perché sono tutti amici, spero di non aver dimenticato nessuno, e quanti hanno veramente contribuito alla realizzazione di questa serata. Vi ricordo infine che abbiamo ospite con noi questa sera Pino Di Maio della PDM di Dediche Napoletane, che ha ripreso tutta la serata e la manderà in onda sulla sua televisione, oltre che su internet per chi ha il computer. Ormai oggi tutti abbiamo il computer, pinodimaio.com. Io vi lascio allora all'appuntamento enogastronomico e vi ricordo quindi che è possibile poi assistere anche ad uno spettacolo musicale frutto veramente di interessanti contaminazioni tra culture diverse. Grazie mille. Mi ricordano di salutare, è vero, i bambini, come ho fatto. Un applauso anche ai bambini. Grazie mille, buona serata. E noi salutiamo Milena D'Addia che ci ha così splendidamente presentati, con molta umiltà. Loro di Movimenti vi ringraziano tutti per la partecipazione e la particolare attenzione che ci avete dedicato. Grazie a Milena D'Addia, grazie a tutti. Ci vediamo dopo con Yorò.